Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti alla visione di questo video, nel quale io, che sono la professoressa Francesca Brazzale, e i miei colleghi delle altre scuole della formazione professionale della città di Vicenza, vi presenteremo i nostri istituti, gli indirizzi di studio e le caratteristiche della nostra tipologia di scuola. Prima di cominciare, ecco un breve elenco degli argomenti che andremo a trattare. Dopo un'introduzione sulle scuole della formazione professionale, compiremo insieme un viaggio attraverso gli indirizzi di studio che le nostre scuole attivano sul territorio della città. Attraverso le immagini e la voce dei miei colleghi potrete scoprire quali sono le professioni che si possono svolgere al termine dei percorsi di studio. In seguito torneremo ad analizzare alcune delle caratteristiche salienti dei percorsi di formazione professionale e le opportunità che si aprono al termine degli studi. Infine vi offriremo una panoramica sul luogo in cui si trovano le nostre scuole e i riferimenti internet per poter conoscere tutte le iniziative di orientamento che vi offriamo. Siamo consapevoli che alcuni di voi potrebbero avere già escluso questa tipologia di scuola tra le opzioni da valutare per la scelta futura. Pensiamo però che la visione attenta di questo video possa essere una risorsa per tutti. Guardare alle professioni che si possono svolgere permette di conoscere le aziende in cui comunque tutti prima o poi entrerete. Sarà anche un'occasione per conoscere le novità che il mondo del lavoro offre e alcuni settori che sono particolarmente importanti nel nostro territorio, ma altrettanto poco conosciuti. Vi invitiamo anche a prendere qualche appunto durante questo video per poter poi rintracciare le informazioni più importanti ed approfondirle in seguito. Buona visione! Le SFP, Scuole della Formazione Professionale, un tempo chiamate CFP, Centri di Formazione Professionale, sono degli enti privati accreditati presso la Regione Veneto, che permettono di offrire dei percorsi di studio inizialmente triennali, gratuiti per tutti. Non siamo pertanto delle scuole paritarie in cui le famiglie devono provvedere al pagamento di una retta. L'unica spesa che può essere chiesta dalle nostre scuole è una quota di iscrizione annuale che non può superare i 150 euro, analogamente alle scuole pubbliche. Come vi accennavo, i percorsi di studio nelle nostre scuole hanno innanzitutto una durata triennale e si concludono con il conseguimento della qualifica professionale. È possibile però, sempre presso le nostre scuole, proseguire gli studi attraverso un ulteriore quarto anno facoltativo che porta al conseguimento del diploma tecnico professionale. Di questo parleremo comunque nel proseguo del video. Con il conseguimento della qualifica professionale triennale si ottiene un titolo di studio di terzo livello europeo. Per il diploma invece si raggiunge il quarto livello europeo. Questo significa che i nostri titoli di studio, oltre ad essere automaticamente validi in tutta la regione e in tutta Italia, lo sono anche in tutti i paesi dell'Unione Europea attraverso il meccanismo dell'EQF, European Qualification Framework, che è un sistema che permette di confrontare i titoli di studio di tutti i paesi dell'Unione e quindi di spostarsi e lavorare all'estero avendo una validità automatica del titolo di studio conseguito in uno dei paesi. Passiamo ora a scoprire quali sono alcune caratteristiche comuni di tutti i nostri percorsi. I percorsi di istruzione e formazione professionale fanno riferimento a degli standard comuni per tutte le regioni italiane e ragionano per figure professionali. Questo significa che sono progettati a partire da un possibile lavoro che lo studente o la studentessa andrà a svolgere al termine degli anni di studio. Proprio a partire da questa professione si valutano quali sono le competenze che un lavoratore deve possedere per poter svolgere le sue mansioni. Cosa significa competenze? Significa innanzitutto saper fare, quindi conoscenze tecniche da applicare nel mondo del lavoro per ogni specifica professione, ma significa anche saper essere, quindi caratteristiche personali da sviluppare per permettere a ciascuno di spendersi al meglio nel mondo del lavoro.
L'elemento centrale della formazione professionale però è rappresentato dal laboratorio. Nelle nostre scuole infatti circa metà delle ore di formazione si svolgono in ambito pratico, l'altra metà invece è costituita dalle ore di formazione teorica che si svolgono in aula. I nostri percorsi quindi sono quelli più spinti verso l'attività pratica e quelli in cui si svolgono il maggior numero di ore in ambiente laboratoriale. I laboratori quindi sono anche l'elemento che contraddistingue i percorsi di ciascuna scuola, che possono essere diversi da loro proprio sulla base delle strutture e delle tecnologie a disposizione. Ovviamente vi invitiamo a visitarli per poterli approfondire e conoscere meglio. I nostri percorsi però sono sviluppati anche in stretta collaborazione con le aziende del territorio. Il rapporto di fiducia e condivisione che ci lega, vedremo poi in particolare nella fase cruciale degli stage in azienda, ci permette di conoscere quali sono le esigenze che le imprese hanno e di poter modulare i nostri percorsi sulla base anche dei cambiamenti che il mercato del lavoro continua a presentare. Tentiamo dunque di rispondere alle esigenze delle aziende e di formare ragazzi e ragazze che possano trovare presto lavoro perché adeguatamente preparati e formati. In questa slide potete trovare un elenco delle 26 qualifiche professionali disponibili nel nostro paese. Non tutte sono attivate dalle scuole di Vicenza, ma una buona parte di loro sì. Le qualifiche si raggruppano poi in comparti, ovvero in ambiti. Li vedete elencati qui: agricolo, abbigliamento e moda, alimentazione e ristorazione, benessere, commercio e servizi, edilizia, elettrico ed elettronico, grafico, informatica e microelettronica, legno, meccanico e turistico. Quasi tutti sono presenti nella città di Vicenza e tra poco li andremo a scoprire. Prima però ci teniamo a sottolineare che nelle nostre scuole trovano spazio anche i ragazzi che hanno qualche difficoltà, con dei percorsi appositamente studiati per loro. Anche di questo parleremo più avanti. Siete pronti ora ad andare a scoprire quali sono gli indirizzi di studio che attiviamo e in quali comparti, quali lavori si possono andare a svolgere al termine del percorso di studi? Passo la parola ai miei colleghi che si alterneranno in questa presentazione. A più tardi. Il comparto del benessere si occupa di preparare professionisti che svolgono trattamenti e servizi per il benessere psicofisico delle persone, ad esclusione dell'aspetto sanitario, medico e curativo. Si occupa quindi dell'aspetto estetico, sia dei capelli che del corpo della persona. Esistono due indirizzi del settore: uno è l'indirizzo di acconciatura, o detto anche trattamenti di acconciatura, e l'altro è l'indirizzo dei trattamenti di estetica, o detto anche estetista. Estetista e acconciatore sono due professioni che lavorano a stretto contatto con il cliente e che richiedono capacità tecniche di lavoro manuale, ma anche importanti capacità di pianificazione, relazione e comunicazione. Per alcuni trattamenti si dà spazio anche al lato artistico dello studente e dell'operatore. L'acconciatore lavora principalmente sulla testa dei clienti, effettuando servizi di detersione del capello, acconciature, taglio e colorazione. Si occupa poi anche del taglio e della cura della barba. L'estetista invece lavora su tutto il corpo del cliente, offrendo trattamenti corpo e viso, servizi di manicure, pedicure e depilazione, massaggio e make-up. Tutte queste attività sono svolte utilizzando la manualità, ma anche prodotti cosmetici e apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico. Entrambe queste professioni si caratterizzano oggi per un'ampia offerta di servizi alla persona, che ha portato a una specializzazione dei professionisti e a una moltiplicazione delle opportunità lavorative. Nell'ambito dell'acconciatura, le nuove figure professionali che si sono create sono quelle dell'hairstylist, del tecnico del colore, del consulente d'immagine, del barber, del consulente e formatore per le aziende cosmetiche. Nell'estetica abbiamo il make-up artist o truccatore, il massaggiatore estetico, la spa manager, la consulente in parafarmacie, farmacie o profumerie, il dermopigmentista che si occupa di tatuaggio semipermanente, l'onic tecnico specializzato nella ricostruzione delle unghie,
il Lash Maker, che si occupa dell'applicazione di ciglia. Questi due indirizzi, nella città di Vicenza, li trovate presso due scuole di formazione professionale: ENAIP, dove è attivo l'indirizzo di acconciatura, e Victory, in cui trovate entrambi gli indirizzi, acconciatura ed estetica. Il settore della ristorazione e delle produzioni alimentari è un settore molto ricercato, di grande interesse e di grande sviluppo all'interno della città di Vicenza nella formazione professionale. Abbiamo tre grandi indirizzi, ovvero l'allestimento piatti, quindi la cucina, la sala bar e poi la produzione alimentare nel settore dei prodotti da forno e della pasticceria. Le principali realtà lavorative con cui i nostri ragazzi, dopo la qualifica e il diploma, andranno a collaborare sono ristoranti, trattorie, agriturismi, hotel, birrerie, pub, bar e lounge bar. Ma potranno anche trovare occupazione, soprattutto per quanto riguarda l'indirizzo cucina, anche in realtà aziendali e centri cottura che riforniscono ad esempio mense, scuole, case di riposo, ospedali. E per i nostri ragazzi del settore ristorazione, sia cucina che sala bar, non dimentichiamo l'opportunità di viaggiare anche all'estero lavorando in navi da crociera, in villaggi turistici o in grandi campeggi e resort. Come si può intuire, sono quindi molte le professioni specializzate che un qualificato diplomato nel settore ristorazione può intraprendere una volta terminato il proprio percorso formativo. Potrà diventare ad esempio uno chef del party che gestisce il reparto assegnato, oppure arrivare con esperienza, studio e talento a diventare un executive chef. Oppure come consulente nelle varie aziende ristorative, sia per la parte alimentare, ma anche per la gestione, il controllo dei processi di qualità, l'innovazione, il marketing. Altrettanto numerose e in continua espansione sono le professioni specializzate a cui può ambire uno studente che sia qualificato o diplomato nel settore servizi di sala e bar. Pensiamo ad esempio alla figura del maître, che coordina il servizio di sala con i carichi di lavoro della cucina, cercando di ottimizzare il servizio, oppure alla professione del sommelier, un professionista in grado di gestire la cantina di un ristorante e di consigliare ai clienti il giusto abbinamento cibo-vino, oppure può specializzarsi come bartender e quindi preparare e servire cocktail e long drink nei bar degli alberghi o nei locali notturni e discoteche. Abbiamo poi un altro settore della formazione professionale che collabora a stretto contatto con la ristorazione, anche se con una sua diversa specificità di competenze e caratteristiche peculiari. Si tratta del settore delle produzioni alimentari, ovvero pasticceria, pasta fresca, pizzeria, panificazione e prodotti da forno. La grande richiesta di figure professionali preparate in questo ambito arriva principalmente da laboratori artigiani, panifici e pasticcerie, ma anche da realtà industriali di comparto, nelle cosiddette arte bianca, e infine da ristoranti e realtà ricettive che sempre più ormai producono al proprio interno gli impasti e i prodotti di pizzeria, panificazione e dessert. Anche in questo settore sono molte le specializzazioni a cui gli allievi possono appassionarsi, e ne possiamo citare una, la più nota, la figura del cake designer, che decora creazioni di pasticceria trasformandole in un progetto unico, le compone e le modella a seconda dell'occasione e dei desideri del cliente. Potrai trovare l'indirizzo enogastronomico sia di sala che di cucina all'interno dei due CFP di Vicenza, per cui l'Istituto San Gaetano e ENEP Veneto, mentre l'indirizzo di produzione alimentari si trova presso ENEP. All'interno del comparto aziendale possiamo trovare due indirizzi. Abbiamo l'indirizzo dei servizi e sistemi integrati di logistica e l'indirizzo di servizi addetti alle vendite. Sono servizi che vengono offerti alle aziende, per cui questi sono ragazzi che un domani andranno a lavorare in grandi aziende, ma si differenziano per alcune caratteristiche peculiari e fondamentali. Nell'anno scorso la formazione professionale a Vicenza ha implementato la propria offerta con la formazione di addetti ai sistemi e servizi integrati di logistica. Gli allievi che si diplomeranno e qualificheranno in questo indirizzo troveranno occupazione sia in aziende che lavorano specificatamente nel settore della preparazione e spedizione merci, anche all'estero, ma anche in grandi aziende, commerciali e produttive, che hanno al proprio interno il reparto logistico. Pur essendo un settore in rapida evoluzione, possiamo già identificare alcune delle professionalità che gli studenti andranno a ricoprire una volta terminato il proprio percorso formativo. L'addetto alla logistica integrata, ad esempio, rappresenta l'evoluzione della figura classica del magazziniere e si occupa di organizzare al meglio, anche con procedure informatizzate e automatizzate, lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci. Oppure il responsabile delle spedizioni, il responsabile della logistica, che supervisiona tutto ciò che accade in un magazzino e programma acquisti e consegne, gestisce le scorte di magazzino e coordina le attività di tutti i magazzinieri. Se per questo settore professionale sono fondamentali competenze di organizzazione, gestione e di utilizzo di strumentazione digitale,
Tutti gli studenti che invece si riconoscono maggiormente competenze relazionali e capacità comunicative possono sviluppare tali talenti e trovare soddisfazione nel percorso dei servizi commerciali e di vendita. Grande importanza in questo profilo rivestono sia gli approfondimenti in ambito comunicazione con il cliente, strategie di vendita, psicologia e accoglienza, ma anche le tematiche attinenti al marketing e al digital marketing, alla gestione di siti di e-commerce e alla promozione delle attività commerciali tramite social media. Vediamo quindi quali possono essere alcune tra le principali professionalità che i nostri studenti incontreranno e che potranno perseguire come obiettivi del proprio progetto professionale. Il Sales Assistant, ad esempio, si occupa di assistere i clienti durante i loro acquisti nei negozi nel dettaglio, grandi magazzini o i centri commerciali. È un esperto di settore che conosce la marca, studia i competitor e ha dimestichezza con le strategie di marketing e di vendita. Oppure lo store manager, che è il responsabile di un negozio, di un punto vendita. Si occupa della gestione dei clienti, della supervisione del personale e dei prodotti, forma i dipendenti, gestisce i fornitori e garantisce il raggiungimento degli obiettivi. Se invece è la parte creativa quella che emerge di più nei nostri ragazzi durante il percorso formativo intrapreso, abbiamo due figure che in particolare possono sviluppare questo talento e sono il vetrinista e il visual merchandiser. Il vetrinista, ad esempio, si occupa degli allestimenti delle vetrine dei negozi, ma può curare anche ambientazioni di fiere, mostre, esposizioni e addirittura sfilate di moda. Il visual merchandiser invece è il professionista che si occupa dell'esposizione e dell'organizzazione dei prodotti all'interno di un'area commerciale. Condivide con il vetrinista la fantasia, la creatività e l'abilità pratica nell'allestimento, ma anche uno spiccato gusto estetico e una solida preparazione nelle tecniche di comunicazione e marketing del prodotto. E se infine l'interesse dello studente durante il percorso formativo si orienta di più sul mondo della comunicazione digitale e sulla vendita non diretta, ecco che abbiamo due professioni che negli ultimi anni si stanno vertiginosamente sviluppando. L'e-commerce manager, che ha tra i suoi compiti principali il definire strategie di vendita sui portali e nel web, gestire le vendite online, monitorare l'andamento degli accessi da parte del cliente. Oppure il social media manager, che collabora con l'e-commerce manager e in particolare gestisce la comunicazione aziendale sui diversi network e piattaforme digitali, delinea la strategia della pubblicità online e analizza le performance per favorire il raggiungimento dei risultati. Potete trovare questi indirizzi di logistica e di commerciale e vendite all'interno della scuola professionale ENEP Veneto. Allora, anche a Vicenza da pochi anni è presente un nuovo indirizzo di studi nella formazione professionale che è quello del settore agricolo. Chi studia nel settore agricolo può andare a lavorare in diversi ambiti, tutti molto interessanti e che hanno a che fare con la natura, come i garden, le serre, le aziende agricole oppure la manutenzione del verde. L'operatore nei garden e nei vivai si occupa di far crescere i fiori, le piante e gli alberi a partire dai semi o dai bulbi fino al loro completo sviluppo e poi ne segue anche la vendita, consigliando i clienti e dando indicazioni su come trattare questi delicati esseri viventi. Un altro sbocco lavorativo per chi si specializza nel settore agricolo è quello del lavoro in un'azienda agricola. L'operatore agricolo coltiva piante da semina e da frutto, in campo o in serre, anche attraverso l'uso di macchinari come trattori e macchine agricole. Di questi macchinari l'operatore agricolo deve imparare bene il funzionamento e deve saper fare anche la manutenzione e aggiustare eventuali guasti. L'agricoltore si occupa di piantare, seminare, innestare, potare e proteggere le piante da malattie e insetti. Si occupa inoltre della mietitura e della raccolta di frutta e di ortaggi. Un altro possibile lavoro per chi frequenta questo corso è quello del giardiniere. Il giardiniere è la figura che si prende cura delle aree verdi pubbliche e private. Si occupa dei parchi, dei giardini, delle ville e delle case. È importante quindi che impari a conoscere le diverse tipologie di piante, che sappia svolgere tutte le azioni necessarie a mantenerle belle e in buono stato. Per chi frequenta il percorso agricolo si aprono anche altre interessanti opportunità professionali, come ad esempio quella dell'apicoltore o del tree climbing, una professione che combina le competenze del giardiniere con le abilità dell'arrampicatore. Concludendo, se ami la natura e le piante e i fiori e vuoi un lavoro all'aperto, attivo e di cura dell'ambiente, il corso di operatore agricolo è quello che fa per te. Trovi questo indirizzo presso l'Engim Veneto, Patronato Leone XIII. Parliamo ora del comparto edile. Il comparto edile comprende tutto quello che riguarda
il settore delle costruzioni, comprendente sia il settore puramente edile che il settore termo-idraulico. Per quanto riguarda il settore, edile, nel comparto si può diventare un bravo tecnico edile. Il tecnico edile è quella persona che segue il cantiere dal preventivo iniziale fino alla contabilità finale, rapportandosi con tutti i corpi di mestiere. Durante il percorso viene insegnato ad utilizzare gli scavatori, ad utilizzare il drone, si prende il patentino per il drone, e a tutti i sistemi di posa dei cappotti, oltre a tutti i software informatici come l'AutoCAD per il disegno tecnico e il Primus per la contabilità lavori. Il mondo dell'edilizia non è solo maschile, ma è anche femminile. Allora, un altro lavoro di sicuro interesse che puoi imparare frequentando una scuola di formazione professionale è il termoidraulico. Chi si specializza in questo settore impara ad installare e far funzionare gli impianti di riscaldamento e gli altri sistemi che permettono di utilizzare l'acqua in casa, come lavandini e sanitari. È in grado di intervenire in caso di guasti e di risolvere i problemi di malfunzionamento. Gli idraulici possono lavorare anche come installatori e manutentori di macchine per il riscaldamento e il raffreddamento. Sono gli idraulici che montano le caldaie, i condizionatori, le pompe di calore. Fanno la manutenzione periodica e si occupano di risolvere eventuali problemi. L'idraulico è un professionista specializzato anche nel risolvere problemi. Capita infatti che si rompa la caldaia, che ci siano delle perdite d'acqua o malfunzionamenti nell'impianto di riscaldamento. Trovi l'indirizzo per diventare un bravo tecnico edile presso la Scuola Costruzione Vicenza Andrea Palladio e l'indirizzo per diventare un bravo termoidraulico presso l'Engine di Vicenza. Un indirizzo di studi che può aprire moltissime possibilità di lavoro per chi lo svolge è quello nel settore elettrico. Le aziende al giorno d'oggi sono sempre più tecnologiche e hanno sempre bisogno di personale che sappia operare a livello elettrico ed elettronico. Due sono i principali sbocchi di questo settore, l'elettricista civile e l'elettricista industriale. L'elettricista civile si occupa di tutto quello che ha a che fare con l'energia elettrica all'interno della casa, dall'installazione dell'impianto elettrico nelle nuove abitazioni alla ristrutturazione, a tutte le attività di modifica degli impianti già in essere. Ad esempio, mettere nuovi interruttori, prese, installare un citofono, montare un cancello elettrico o un impianto antifurto. È l'elettricista che chiami quando devi fare queste attività. L'elettricista che lavora in ambito industriale può svolgere molte attività. Infatti, tutte le aziende hanno dei sistemi elettrici da montare, far funzionare, modificare o aggiustare. Un operatore elettrico si occupa del cablaggio dei quadri elettrici e della manutenzione degli impianti e delle macchine. Un tecnico elettrico è inoltre in grado di programmare le macchine e di occuparsi della parte elettronica. Utilizzando dei programmi informatici, come ad esempio Arduino, può controllare il funzionamento degli impianti automatizzati, risolvendo eventuali problemi. Con la specializzazione e l'esperienza, un operatore elettrico può diventare un esperto di automazione, meccatronica e robotica. Far interagire l'uomo e le macchine attraverso la voce e il cellulare è una delle novità dei nostri giorni. In ambito industriale, la meccatronica e la robotica sono le nuove frontiere del mondo del lavoro. Chi si specializza nel settore elettrico mette le basi per occuparsi di questi sistemi super tecnologici. Se ti piace l'innovazione, la tecnologia e vuoi un lavoro che combina le attività manuali con la programmazione e l'informatica, il settore elettrico della formazione professionale è quello che fa per te. Trovi questi indirizzi presso il San Gaetano e presso l'Engine di Vicenza. Parliamo ora del comparto meccanico. Quello dell'operatore meccanico è un lavoro forse poco conosciuto ma fondamentale perché ti permetterà di costruire oggetti di uso comune e non solo, ad esempio componenti per autovetture, motori elettrici, tanti componenti per l'industria aerospaziale, particolari meccanici per macchine agricole e tanto altro. In questo settore imparerai a realizzare un prodotto finito partendo dalla sua progettazione.
attraverso diversi programmi informatici di disegno tecnico. Una volta conclusa la fase di progettazione, programmerai le macchine attraverso i software di controllo numerico e CAM. Passando per il controllo di qualità finale, arriverai a realizzare il prodotto finito. Oltre ad usare le macchine utensili di tornitura, di fresatura, lavorerai anche con i principali processi di saldatura a elettrodo, a filo e TIG. È un lavoro molto stimolante perché ti permette di esprimere tutta la tua creatività. Un operatore meccanico può trovare lavoro in una grandissima varietà di ambienti, in un'officina meccanica, in un'industria specializzata nella costruzione di macchine, impianti, stampi. Questo indirizzo lo trovi presso la Scuola di Formazione Professionale San Gaetano e la Scuola di Formazione Professionale Engim Veneto. Parliamo ora del comparto automeccanico. L'operatore automeccanico si occupa della manutenzione, riparazione e revisione dei veicoli a motore. In questo settore imparerai ad usare le apparecchiature elettroniche che servono per i test o la taratura delle auto, cambio e assetto delle gomme, verifica e ricarica dei climatizzatori, verifica dei freni, dei gas di scarico. E lavorerai su tutti i tipi di motori a benzina, a diesel, sulle auto ibride. Se sei interessato alle nuove tecnologie, anche questo è un settore sempre in evoluzione. Potrai trovare impiego presso officine di autoriparazione, officine di manutenzione all'interno di concessionarie autorizzate delle principali case automobilistiche. Potrai occuparti anche dei servizi alla vendita e dei servizi logistici. Potrai trovare questi indirizzi presso la Scuola di Formazione Professionale San Gaetano. Parliamo ora del comparto grafico. Se sceglierai di diventare un operatore grafico, sarai in grado di realizzare un prodotto dall'inizio alla fine del ciclo produttivo, dalla prestampa e modifica dei testi e delle immagini, alla stampa, taglio, rilegatura e confezionamento del prodotto realizzato. Nella fase di prestampa si usano principalmente software come Photoshop, attraverso i quali potrai esprimere la tua creatività e inventiva. Alcune ore di laboratorio sono dedicate anche al mondo del web, focalizzandosi soprattutto sui social media e sui siti internet. Le macchine dei laboratori si adattano non solo ai classici prodotti cartacei, ma a una grande varietà di oggetti, packaging, tessuti e gadget. Scegliendo questo settore acquisirai un'adeguata formazione tecnico-operativa per realizzare tutti quei processi di stampa che ti permetteranno di creare una comunicazione e un marketing aziendale completo ed efficace per lo sviluppo di un'azienda. Potrai trovare lavoro in una tipografia, in un centro stampa, in uno studio pubblicitario, in una serigrafia, in studi fotografici o uffici marketing delle grandi aziende. Dove puoi trovare questi indirizzi? Alla Scuola di Formazione Professionale San Gaetano, alla Scuola Formazione Professionale Engim Veneto. Nel comparto moda rientra in particolar modo tutta la lavorazione dell'oro e dell'accessorio, perché Vicenza è un distretto molto importante che vanta una lunga tradizione nell'arte orafa e anche oggi, a distanza di decenni, è un distretto riconosciuto a livello internazionale.
È in questo contesto che si inserisce il corso Operatore alle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi. È un percorso didattico a qualifica triennale che prepara, attraverso un approccio multidisciplinare e in sinergia con le aziende del territorio, gli orafi di domani. Oltre alle materie culturali previste nei percorsi di scuola superiore, si apprenderà durante le lezioni di laboratorio a progettare e produrre gioielli e accessori. Lo studente troverà un ambiente di apprendimento stimolante in cui l'innovazione e il talento sono incoraggiati, grazie a incontri con esperti, testimonianze di imprenditori, visite a musei e fiere, partecipazione a concorsi artistici. Durante il triennio l'allievo svilupperà la sua identità personale per scoprire le mansioni che più si addicono: l'oreficeria a banco, la lavorazione dei metalli, la modellazione in cera, specifiche tecniche orafe e, proseguendo gli studi, la progettazione 3D oppure il design orafo, l'incastonatura di gemme, l'incisione ornamentale o le tecniche digitali più innovative. La Scuola d'Arte e Mestieri, Centro Produttività Veneto, vanta una lunga tradizione, fondata nel 1858 dall'Accademia Olimpica di Vicenza, e rappresenta da sempre il naturale collegamento tra l'educazione scolastica e il mercato del lavoro nel comparto orafo. Ben ritrovati ragazzi e ragazze. Spero che questo viaggio tra gli indirizzi di studio attivati e le professioni che potrete svolgere sia stato interessante ed arricchente. Vi rubo ancora qualche minuto per spiegarvi alcune delle caratteristiche distintive della formazione professionale, anche se forse dopo questa presentazione le avrete già capite. Di certo però non abbiamo ancora parlato delle esperienze in azienda, che sono un punto centrale a partire dal secondo anno del percorso. Lo stage aziendale è un elemento caratterizzante dell'istruzione e formazione professionale, che si pone come obiettivo quello di inserire i ragazzi nel mondo del lavoro attraverso un cammino graduale, ma con davanti a sé un traguardo ben chiaro. Le nostre scuole selezionano attentamente le aziende in cui i ragazzi possono svolgere questa esperienza, che appunto inizia già dal secondo anno. Può durare al massimo 160 ore nel secondo anno e 280 ore nel terzo anno. Parliamo quindi di un'esperienza importante anche dal punto di vista della durata. Nel corso dello stage, la scuola e l'azienda entrano costantemente in relazione attraverso le figure dei tutor, quello scolastico e quello aziendale, che accompagneranno ciascun ragazzo e ragazza durante il percorso. Questo percorso poi viene personalizzato, non è uguale per tutti. Entrano in gioco molti fattori: dove si abita, quali sono le preferenze rispetto all'indirizzo scelto, le caratteristiche del ragazzo, le sue competenze già maturate. Ciascuna scuola quindi struttura uno stage su misura della persona. Lo stage è importante non solo perché permette di maturare competenze professionali, o meglio direi di affinarle, cioè di mettersi in gioco, di provare sul campo quello che si è imparato a scuola. Lo stage è importante anche dal punto di vista della crescita personale, perché permette di sviluppare tutte quelle competenze trasversali che oggi sono davvero importanti nel mondo del lavoro. Come vi accennavo all'inizio, nelle scuole della formazione professionale c'è spazio per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi e le ragazze che hanno dei bisogni educativi speciali. Innanzitutto, i nostri percorsi mirano a far acquisire agli studenti la qualifica professionale triennale e quindi le competenze tecniche e professionali che sono collegate ad essa. Questo avviene soprattutto con le molte ore di laboratorio, che chiaramente diminuiscono il numero di ore teoriche svolte in aula e quindi il carico di studio relativo. Questo non significa però che non sia importante studiare, anzi, nelle scuole della formazione professionale esiste però un giusto bilanciamento tra l'area teorica e l'area tecnico-pratica. In tutte le scuole è presente anche un supporto psicologico, sia all'ingresso che durante il percorso, e questo permette agli studenti con bisogni educativi speciali di entrare in relazione con la scuola già prima dell'inizio del percorso, di presentare la loro situazione e di ottenere i giusti aiuti.
Alcune scuole offrono anche dei percorsi appositamente dedicati agli studenti che sono in possesso di una certificazione. Questi percorsi permettono di conseguire la qualifica professionale oppure un certificato delle competenze, esattamente come accade nelle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o paritarie. Dedichiamo infine qualche minuto a capire quali opportunità si aprono al termine del triennio e quindi al conseguimento della qualifica professionale. Cosa si può fare dopo aver ottenuto questo titolo di studio? Si aprono 3 possibilità. Innanzitutto, quella di entrare direttamente nel mondo del lavoro. La qualifica professionale, infatti, è un requisito sufficiente per considerare assolto l'obbligo di istruzione, anche se non si sono ancora compiuti 18 anni. Se nel frattempo, però, uno studente o una studentessa hanno maturato il desiderio di continuare gli studi, nessuna porta è chiusa. Innanzitutto si può proseguire gli studi frequentando il 4º anno presso le scuole della formazione professionale e ottenendo così in un solo anno un diploma tecnico professionale di 4º livello europeo. Quasi tutte le nostre scuole attivano questi percorsi come prosecuzione diretta del triennio. È possibile comunque proseguire gli studi anche presso un istituto che prevede un percorso quinquennale, frequentando un biennio o a volte il triennio superiore e arrivando così all'esame di Stato. Questo titolo di studio dà accesso ai percorsi universitari. Il 4º anno di formazione professionale è invece un percorso tecnico-professionale che è finalizzato ad acquisire competenze professionali superiori in ambito lavorativo, quindi ad ampliare notevolmente quanto imparato nel triennio, specializzandosi nel proprio settore professionale di riferimento e con un periodo molto lungo di esperienza in azienda. È quindi un percorso che mira direttamente al mondo del lavoro, ma con in tasca un titolo di studio di livello superiore, un diploma professionale. In questa slide trovate un elenco dei possibili percorsi di 4º anno. Gran parte di loro sono attivi presso le nostre scuole. Come vi accennavo, appunto, il 4º anno oggi si svolge attraverso il sistema duale. I nostri studenti quindi dividono a metà l'anno fra scuola e azienda, compiendo un'esperienza importante nelle realtà del territorio attraverso l'alternanza scuola-lavoro oppure l'apprendistato di primo livello. Avete già visto in precedenza quali sono e dove si trovano le scuole della formazione professionale di Vicenza, ma nelle 2 slide che seguiranno ve lo vogliamo riepilogare. Nella prima troverete la collocazione sul territorio delle nostre scuole, nella seconda un elenco con tutti gli indirizzi di studio che sono attivati. Nelle prossime settimane le nostre scuole offriranno molte iniziative di orientamento rivolte a tutti voi. In questa slide trovate i siti web di riferimento di ciascuna scuola. All'interno sono contenute tutte le informazioni di cui avete bisogno. Vi invitiamo a visitare questi siti web, ma non solo. Le nostre scuole meritano di essere conosciute anche attraverso un incontro in presenza, per scoprire in particolare i nostri laboratori e le caratteristiche che distinguono una dall'altra. A nome dei miei colleghi vi invito quindi a venire a trovarci di persona. Vi aspettiamo. Grazie per aver ascoltato questa presentazione. Speriamo di essere stati chiari e di avervi presentato in modo completo le nostre scuole. Per qualsiasi domanda restiamo comunque a disposizione attraverso i nostri referenti per l'orientamento e le iniziative che attiveremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Arrivederci, a presto nelle scuole della formazione professionale.